Siamo con Alberto Stocco, titolare del ristorante Relecca del Poggio. In questo momento la crisi sanitaria sta mettendo in ginocchio interi settori produttivi e il turismo si può considerare tra i più colpiti in assoluto. Com'è possibile riuscire a risollevarsi e ripartire limitando i danni? Sono già possibili delle misure da prendere oggi per domani? Intanto buongiorno a tutti e sicuramente quello che è stato il nostro segmento è stato quello più colpito anche perché da un giorno all'altro ci siamo trovati con delle restrizioni governative molto importanti che hanno fatto sì che abbiamo chiuso in pochissimo tempo, senza sapere neanche esattamente cosa sarebbe successo, ma nel rispetto proprio di quelle che erano le regole. Ci siamo messi tutti a disposizione, sia gestori, titolari, imprenditori in genere, ma anche i nostri ragazzi, i nostri dipendenti, chiamiamoli così perché è giusto chiamarli come dipendenti, anche se sono dei collaboratori importantissimi. È proprio attraverso questi che noi stiamo cercando di trovare delle soluzioni che ci permetteranno nel momento in cui gradatamente, penso torneremo alla normalità, di ripartire in maniera veloce per cercare di colpire tutti quelli che possono essere dei segmenti interessanti che possono evolvere velocemente la nostra attività verso il pieno regime. Non sarà semplice, ci vorrà tempo, ma allo stesso tempo stiamo valutando nel dettaglio tutte queste cose perché penso che prima di tutto bisogna partire dalla territorialità del nostro prodotto, qualsiasi esso sia, per poi allargare pian piano espandere questo movimento anche fuori dai nostri confini, perché pian pianino ci dovremo riadattare a una nuova situazione che sicuramente si è prospettata, ma allo stesso tempo darà sicuramente un nuovo futuro. E le strutture che in questo momento sono obbligate a rimanere chiuse possono sfruttare l'attività, l'inattività in qualche modo produttivo? Assolutamente, tutti noi penso stiamo cercando, adesso non saremo imprenditori, di ottimizzare al massimo quello che è il tempo che abbiamo a disposizione, prima di tutto per sanificare tutta la struttura in maniera dettagliata e approfondita, in modo da farci trovare pronti per una ripartenza. Cercare di capire quali saranno le esigenze della clientela quando tornerà, perché la prima cosa che vorrà ritornare a una quotidianità, però nella massima sicurezza, e allo stesso tempo ci stiamo adattando a quella che sarà un'idea futura di socialità che magari all'inizio non sarà così semplice. Quindi c'è qualche collega che adesso per affrontare questo periodo si è organizzato con, ad esempio per la parte di ristorazione, con la consegna a domicilio, quindi tutte quelle cose che magari in questo momento ci sono permesse. Sono da valutare nel dettaglio perché non sono semplici, anche se oggi i decreti ci permettono di superare determinate problematiche che prima c'erano, come scia, non scia, oggi non sono necessarie, anche se bisogna rispettare tutte le norme igienico-sanitarie che prevedono anche i nostri piani interni. Quindi allo stesso tempo chi si adatta a fare questo deve valutare bene quello che può essere un'iniziativa di promozione anche della propria attività. Poi c'è chi ha fatto questo, chi ha fatto anche altro per mantenere vivo il proprio network. Ok, quindi giocare in casa per il futuro sarà fondamentale, quindi come si potranno promuovere tutte le iniziative di turismo interno? Beh, assolutamente le attività, allora, se noi la guardiamo dal punto di vista della recettività, sicuramente il primo segmento che partirà sarà quello proprio del turismo interno, quindi promuovere tutte quelle attività che riguardano la parte benessere penso che sia importantissima, quindi garantendo quello che è la massima sicurezza dei nostri ospiti, però allo stesso tempo promuovendo quell'attività di benessere che oggi tutti noi fra un po' avremo bisogno di cercare di coccolarci un po' per uscire velocemente da questa situazione che magari socialmente non è proprio il massimo. Ok, un'ultima domanda. Gli aperitivi online. Cadel Poggio ha lanciato quest'idea un po' per stare vicini a distanza. Come funziona? Esatto, noi abbiamo pensato all'inizio di questo momento come poter stare vicino a tutti i nostri ospiti, a tutti i nostri clienti, perché volevamo creare una forma di vicinanza che riguarda non solo il ristorante e l'hotel che rappresentiamo, ma penso un progetto territoriale molto importante, nel senso che Poggio è diventato a tutti gli effetti in questi anni un punto di riferimento sia dal punto di vista degli incontri, ma anche di quello che sono degli eventi e quello che riguarda un po' l'enogastronomia anche locale. Abbiamo tantissimi amici in questo settore che si promuovono in maniera importante, tutta la Marca Trevigiana e le colline del Prosecco diventate patrimonio dell'umanità. Però allo stesso tempo volevamo stare vicino al nostro network, ai nostri amici, ai nostri clienti, ai nostri partner, e quindi abbiamo creato questo Aperi Social che proponiamo il mercoledì e il sabato, dove abbiamo
degli personaggi, delle persone vicine al nostro mondo, eccellenze nel loro settore, e parliamo davanti a un bicchiere di prosecco o di vino di quello che possono essere una chiacchierata informale da casa sulle problematiche di adesso. Quindi le strutture e i servizi sono ufficialmente chiusi, ma in realtà c'è una grande attività in sottofondo. Esattamente, i servizi sono sospesi per il momento e come da decreto fino al 3 di aprile poi vedremo quello che succederà, sicuramente ci sarà uno spostamento, uno slittamento più avanti, però allo stesso tempo l'attività continua, perché nel momento in cui ci lasceranno liberi di ripartire noi siamo prontissimi a poter rispondere alle esigenze del territorio e siamo molto propositivi perché dobbiamo vederla come una possibilità di rilancio immediato. Naturalmente avremo bisogno di supporti economici anche di un segmento sicuramente in forte crisi, e quindi io spero che dal punto di vista del governo ci sia un'attenzione anche al nostro segmento, sia ristorativo che alberghiero che ricettivo in generale.